fine settimana negli stadi e nei campi sportivi del Friuli Venezia Giulia ha riservato risultati di grande interesse, a conferma soprattutto dell'equilibrio che fin dall'inizio di tutti i campionati è andato sviluppandosi. In Serie D, Ciarnismuzzane e Tamai sono state accomunate da identica sorte. Le due friulane sono riuscite ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero. Gli arancioni di Mr. Lugnan hanno segnato al 91esimo con Marco Moras, pareggiando il gol che la Clodiense aveva segnato solo qualche minuto prima. I pordenonesi hanno realizzato un pirotecnico 3-3 sul campo dell'Ambrosiana, pareggiando addirittura al 95esimo con Sellan. Per entrambe è un punto utile a muovere la classifica. Sia Ciarnismuzzane sia Tamai sono nelle retrovie della graduatoria del girone C di Serie D. Nel prossimo turno i bassaioli del presidente Zanutta saranno di scena ad Adria, mentre Alcantara e compagni riceveranno la visita della Liventina di Conte, ex allenatore del Cordenons. In eccellenza vola il Chions di Mister Lenisa, a punteggio pieno dopo 5 giornate di campionato. Ampio merito alla capolista, capace di espugnare addirittura il Simonetti di Gemona nel big match di categoria. Un 3-1 per gli ospiti, con doppietta di Dimash e gol di Perfetto, ai quali i giallorossi di Pittilino, a segno con il solo Ostolidi, non sono stati capaci di replicare. Alle spalle del Chions emerge il Lumignacco, perentorio nel vincere a Precenicco con i gol dei bomber a Campola e Zoglia, utili a tener dietro in classifica la matricola terribile Ronchi, brava a costringere al pareggio per 2-2 un Torviscosa sempre in affanno dopo un inizio di stagione al rallentatore. Buon punto anche per il Cordenons, che deve ringraziare Gurgu, abile a segnare il gol del pareggio a un sempre insidioso Kras. Nella quinta giornata sono arrivati anche i primi successi di Tricesimo, di Temporini, che con un gol di Cotrufo ha inflitto la seconda sconfitta stagionale al Lignano del mister Franco Martin, dell'Union Pasiano, che ha rispedito il San Luigi a Trieste con un autoritario 4-1, e il Fontanafredda, cinico nello sfruttare le incertezze di una Virtus Corno ancora ferma al palo. Per i rossoneri sono andati a segno Vignucolo e Savio. Nel prossimo turno di eccellenza, riflettori puntati sul derby Fontanafredda-Cordenons, che incendierà gli spalti dell'Omero Tognon, campo di casa dei rossoneri. Ma attenzione anche all'altro derby Lumignacco contro Manzanese, sfida sempre capace di regalare emozioni con gli ospiti a caccia di punti salvezza. Nel girone A di promozione continua la corsa al vertice del Fraibano, Corsaro sul campo del San Antonio Porcia. Solo il Fiume Veneto Bannia, che nell'anticipo di ieri aveva sconfitto il Pratafalchi Visinale, riesce per ora a tenere il ritmo dei gialloneri di Cortiula. Da applausi anche il campionato che stanno giocando Camino e Pravisdomini, outsider da tenere d'occhio, oggi entrambe vincenti, rispettivamente in casa con il Corva e a Torre di Pordenone. Nel girone B di promozione, tutti dietro al Primorie, passato senza problemi anche a Trieste sul campo del Costalunga, e alla Pro Gorizia, sempre convincente in questo avvio di stagione capace di espugnare San Pietro al Natisone. ISM Gradisca e Tolmezzo si dividono la posta nella sfida tra nobili decadute. In zona salvezza, gran colpo della Fulgor Grodia, vittoriosa a Santa Croce in casa del Vesna.